Il nostro è un grido di dolore rivolto indistintamente a tutti i consiglieri che rappresentano il Veneto. Arrivano dal sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, le parole più dure contro il piano casa varato dalla Regione, avversato oggi pubblicamente dai primi cittadini di tutti i capoluoghi, ad eccezione di Rovigo, nell'incontro organizzato dal padovano Ivo Rossi. Gli interventi spot come questo piano consente rischiano di devastare il nostro paesaggio e il nostro patrimonio nell'ambito dei centri urbani, dei centri storici. Secondo Ivo Rossi, il piano casa restituirà delle case torri con condomini che possono aumentare in alcuni casi fino al 120% e i comuni impossibilitati a fermare lo scempio. Sullo stesso tono anche il sindaco di Treviso. È un gesto, un grido d'allarme perché è importante che i comuni vengano sentiti. La pianificazione del territorio è uno strumento dove ci deve essere armonia, non soltanto nelle decisioni ma anche un'armonia nello sviluppo e quello che ci preoccupa è l'aumento indiscriminato di volumetrie. Anche noi abbiamo a cuore il rilancio del settore dell'edilizia che ha sofferto molto negli ultimi 5 anni, assicurano i sindaci, ma la qualità urbana va tenuta presente. Ai comuni vanno restituiti i poteri regolatori che spettano loro di diritto attraverso una serie di emendamenti in Consiglio regionale. Non siamo contrari ad una forma di incentivazione per la ripresa di questo importante settore dell'economia, vogliamo solo che questo avvenga nel modo migliore perché solo così si potranno raggiungere questi obiettivi. Il modo migliore è quello di rispettare la pianificazione urbanistica dei comuni.